Il colera del 1854. Sul principio dell'agosto 1854 scoppiò in Torino il colera. Don Bosco l'aveva preannunziato e già fin dal mese di maggio aveva detto ai suoi giovani: «Quest'anno ci sarà il colera a Torino e vi farà grande strage, ma se voi farete ciò che vi dico, sarete salvi». E che cosa dobbiamo fare? Prima di tutto, vivere in grazia di Dio, poi portare al collo una medaglia che io benedirò e darò a tutti, e recitare un Pater, Ave e Gloria ad onore di San Luigi. I casi di colera salirono ben presto a 50 al giorno. In 3 giorni superarono i 1400. La regione più afflitta fu quella di Valdocco, ove si trovava appunto l'oratorio, e mentre molte famiglie furono interamente distrutte, dei giovani e del personale dell'oratorio nessuno fu menomamente toccato, quantunque una gran parte si fossero offerte di andare ad assistere i colerosi nelle case e nei lazzaretti. Don Bosco, che loro andava ripetendo: «Se non farete peccati, io vi assicuro che nessuno sarà toccato», fu veramente profeta.